Ciao a tutti, è finito il primo giorno a San Francisco, un giorno fantastico. Tra l'altro era The Martin Luther King Day e siamo fortunatissimi perché alla radio in questo momento c'è proprio il discorso di Martin Luther King. C'era un discorso di Martin Luther King e adesso c'è la musica dedicata al Martin Luther King Day. Let's pump up the volume. Mickey. Bellissimo. Quindi in questa giornata di buon auspicio, visto che il Martin Luther King Day non può che farci riassociare a un'idea di libertà, di abbattimento delle barriere, di superamento delle convinzioni, noi siamo qua in California proprio per abbattere tutte le nostre barriere professionali e convinzioni su ciò che si possa fare e non possa fare. Devo dire che oggi è stata una giornata fantastica. Abbiamo iniziato con Francesco Mosconi, data analysis di Spire. Spire è un wearable innovativo, lui è un ragazzo di Padova che si è trasferito qui da un paio d'anni. Dicevo, è un wearable che a differenza di tutti gli altri diffusi sul mercato, è una startup, consente di rilevare le tue condizioni di stress, di pressione psicologica, di ansia, suggerendoti nell'arco della giornata quando è l'istante giusto per prenderti per un istante una pausa, fermarti un secondo, fare un respiro profondo, mettere distanza e tante altre cose e ripartire migliore che un istante prima. Pranzo fantastico poi sulla baia. Dopodiché ci siamo visti con Francesco Ravetta, un altro non più tanto ragazzo, signore italiano che si è trasferito a San Francisco, manager importante in passato di PayPal e eBay per tutta la piattaforma mobile. E con lui abbiamo parlato di una parte afferente al fintech, quindi tutte le nuove monete, currencies come Bitcoin, piattaforme di e-commerce, nuove modalità per dare consulenza anche finanziaria, anche sul wealth management e non solo. E quindi ci si è aperto un mondo fantastico. Come immaginavo, io torno per la terza volta in Silicon Valley negli ultimi 10 anni, è cambiato veramente tutto, sta cambiando veramente tutto. Nel pomeriggio abbiamo preso un caffè lungo, e lungo è stato anche l'appuntamento, quasi 2 ore, con Riccardo Sabatini, un data scientist italiano, famosissimo nel suo settore, un po' filosofo, un po' scienziato, col quale, con la scusa di parlare di dati, abbiamo riflettuto su quanto le informazioni, o meglio il dato, se ben analizzato, può essere fonte di ispirazione incredibile per tantissime industries. Lui ha lavorato nel settore delle commodity, dei beni, della finanza. Abbiamo quindi riflettuto sull'importanza e la centralità del dato, della capacità di analizzarlo, di riordinarlo e di renderlo funzionale ad un'analisi ancora più importante. Ma soprattutto fantastico, abbiamo condiviso come qua in Silicon Valley in questo momento la sfida più grossa è proprio quella di vivere per una sfida. Si è parlato proprio di quello che chiamano challenge. Pensate che il tema centrale in questo momento in Silicon Valley è la longevità, il superamento della barriera ancestrale della morte. Tantissime start-up stanno cercando di indagare questo territorio, ci sono dei finanziamenti incredibili in questa direzione. Con lui abbiamo parlato di filosofia, di arte, di scienza, di economia e di come il dato ben analizzato sia funzionale a far evolvere la nostra specie, non solo le nostre aziende. Confronto profondo, lui un approccio più scientifico e anche, devo dire, un po' Michele, io più umanistico, però fantastico. E tra l'altro lui fidanzato con una ragazza tedesca, ex marketing manager di YouTube, e adesso una delle persone selezionate da Google per far parte di quel team di Google X, che è la unit di Google che si occupa di indagare in maniera super disruptive tutte le nuove frontiere, i progetti impossibili. Da lì è uscita la self-driving car, da lì è uscito il progetto delle mongolfiere per portare la rete wifi su tutto il pianeta, e da lì stanno uscendo tante altre cose, ma essendo un progetto segreto
lei non ne può parlare con nessuno, non ha parlato neanche con noi. E infine questa sera abbiamo cenato in un ristorante peruviano, pesce buonissimo, con Federico Pennelli di Fluid, e lui è uno sviluppatore, ha sviluppato la piattaforma in passato e-commerce di Reebok, di Adidas, e adesso è in questa startup qua in Silicon Valley, vive qua da 10 anni, e domani andremo a visitarli. Infatti ci stiamo spostando da San Francisco a Mountain View, stanchi, morti, il jet lag ci ha spappolati, ma grazie a Miki, grazie Google X. non ho proprio una self-driving car, ho una Michele Berra driven car. Michele ci porterà in Branda, domani sarà una giornata fantastica, non vi posso anticipare nulla, se avete voglia domani pubblicheremo a fine giornata un altro video. Ciao, siate felici, siate innovatori. Cool. Miki? Ciao! Buonanotte, ciao!